Castrinci che ha vinto la gara assoluta. Allora no, un parere di Federica sul percorso, per favore, dai. Un parere sul percorso, tanto siamo qua tra amici. Un consiglio anche da Federica, allora i giovani che non avevano menzionato, in bocca al lupo a questi ragazzi. Allora, porta. Ricordiamo che il pettorale deve essere ben visibile sul petto. Se dovesse andare sulla panza si chiamerebbe panzorale, invece si chiama pettorale. Per cortesia aiutiamo anche questi giudici che già vedete l'età media è meno giovane, almeno che veda, dico perché Galliano che non vado fare il sai. Però insomma cerchiamo di agevolare il loro lavoro, pettorali in vista e agevoliamo il lavoro dei giudici. I cadetti stanno facendo il giro medio come avete visto, non sono andati lungo il giro grande, ora penso che transiteranno qualche giro grande. Siamo a conclusione del giro medio per i cadetti. Abbiamo anche Giorgio Torner e l'assessore allo sport. Allora lascio il microfono a Maria Sito mentre vado a prendere delle liste che mi fa parlare il Victor. L'ombrello che fa la pettorale. No, il mio saluto volentieri a tutti i giovani ragazzi, è veramente bello vederli e poi anche abbiamo visto prima i senior e i master impegnati in una giornata non bella ma che comunque fanno molto onore allo sport e a chi ha organizzato e alle loro società, per cui io vi auguro solo di trovare del tempo ma di continuare a divertirvi a correre assieme. Buona giornata a tutti. Vai, bravo, bravissimo, vai così. Bene, grazie, porto il saluto anche da sì, ecco qua, da parte dell'amministrazione comunale di Vidalegna che diciamo sì, scritto io, si sente? Va a colpi, ecco adesso si sente. È un comune che organizza molti eventi sia sportivi che anche culturali qui sul territorio. Oggi sono qui con il Treasure Cruise, è veramente un piacere ospitare anche quest'anno e un ringraziamento particolare va a chi organizza per essere qui a Villa Lagarina ad assistere a queste bellissime gare che purtroppo oggi malgrado il maltempo ci sono ugualmente i nostri atleti che sono un po' di te, sai? Bellissimi tracciati che devo dire è uno dei più bei tracciati di tutto il territorio trentino. Grazie ancora e buona giornata. Non partire troppo veloce, che è abbastanza lunga.
stanno arrivando le classifiche aggiornate, quindi proseguiremo con le altre premiazioni. Pensate che ci sono qualche minuto per organizzare e saremo pronti con gli junior, mi dicono. Stiamo predisponendo per senior, promesse e junior maschili, avvicinatevi alla zona pallacanestro e proseguiamo velocemente con le vostre azioni. Arriva con il 415 Gabriele Toser davanti a un altro atleta della Valchiese, vi ricordo di mettere i pettorali bene in vista, Alex Cossini del Terni Stasi, e avanti con gli arrivi Tommaso Fiorio, Atletica Torreveledro al traguardo. Dopo i cadetti partiranno le cadette, raccomandiamo anche a voi di essere presenti nel momento in cui vi chiamano, svelti ad essere a disposizione dei giudici, in modo da far andare le cose in maniera più snella e lineare possibile. Mentre le cadette avranno anche le chiodate e noi andiamo con la premiazione degli assoluti, se ci sono. Ci sono assoluti, teniamo i nomi. Premieremo Masai Dale, Anisi Stefano, Mauro Simone, Mirko Vandalo Franceschini, poi Zerk, Vandalo Michela e Capelli Luca. Questi sono gli atleti che saranno premiati, vi invitiamo a vedere, quando ci fate capire che ci siete noi vi premiamo. Quindi,